Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati con Focus TG. Subito alla cronaca, restano gravissime le condizioni di un bambino di 2 anni rimasto coinvolto ieri in un incidente a Motta di Livenza. La prognosi resta riservata. Pensavo che fosse uno scoppio di qualche cisterna che veniva però da dietro, ma probabilmente è la nuova mura che hanno messo per la pista ciclabile, e solo dopo 10 minuti, un quarto d'ora che ho sentito macchine sono venuto fuori e qualcuno mi ha detto che c'era stato un incidente. Il boato e poi l'angoscia per le condizioni di un bimbo di appena 2 anni, tuttora ricoverato in condizioni gravissime nel reparto di terapia intensiva pediatrica all'ospedale di Padova. Il piccolo stava viaggiando con il padre, un 40enne residente a Caorle, quando la loro Fiat Punto si è scontrata con una Renault Scenic condotta da un 29enne di San Donà di Piave. Sono quasi le 3 del pomeriggio di Pasqua lungo la Postumia, all'incrocio con via Campagnole. Lo schianto è stato frontale, le 2 auto procedevano in direzione opposta. Tra i primi soccorritori c'è anche un pediatra che si trova casualmente sul luogo. È lui a rianimare il piccolo per circa 20 minuti e consegnarlo agli operatori del su M118 partiti con l'elicottero dall'ospedale di Padova. Ferite più lievi per i 2 uomini, con il padre del bimbo condotto all'ospedale di Oderzo. Su entrambi sono stati disposti gli esami tossicologici e l'alcol test. I primi esiti sarebbero tutti negativi. Di certo resta una dinamica da chiarire. Tra le cause che potrebbero aver contribuito all'incidente non si escludono la banale disattenzione e la velocità eccessiva, ma anche una manovra azzardata. Il materiale sarà portato in procura, scontata l'apertura di un fascicolo, così come l'approfondimento sul seggiolino e sul posizionamento del piccolo, che avrebbe riportato un serio trauma cranico-cervicale e la cui prognosi resta riservata. Si svolgeranno domani nella chiesa di Poianella i funerali di Andrea Tagliapietra, che è morto a 17 anni dopo essere uscito di strada con il suo scooter. È accaduto sabato santo a Bressanvido. Stasera in chiesa a Poianella la veglia di preghiera. Arriverà in chiesa scortato dagli amici in scooter Andrea Tagliapietra, il 17enne morto nelle prime ore del sabato santo dopo essere uscito di strada con il suo scooter. Erano le 3:30. Andrea rientrava a casa dopo aver trascorso il venerdì sera prima al lavoro in un ristorante di Quinto Vicentino, poi alla festa per il compleanno di un amico. La stanchezza e il sonno, non si sa con esattezza cosa lo abbia tradito. Perso il controllo dello scooter, il giovane è finito fuori strada scontrandosi con l'unico segnale verticale presente in via Bosco a Bressanvido. Sconvolta la comunità dove Andrea e la sua famiglia erano molto conosciuti. Domani mattina alle 10 in tantissimi saranno presenti nella chiesa di Poianella per l'ultimo saluto ad Andrea. Studente all'ultimo anno della scuola alberghiera, appassionato di calcio, i suoi sogni si sono infranti in pochi istanti a poche centinaia di metri da casa. Ci collegheremo più tardi con Federico Fusetti a Padova per questa vicenda che è stata raccontata dal Gazzettino in prima pagina oggi. Scuola Superiore di Padova dà un bonus di 100 euro a chi ha la media del 9. Scoppia la polemica dinamica tossica. A Mestre, al liceo Giordano Bruno, voti aboliti contro l'ansia. C'è davvero una polemica furibonda su queste iniziative per premiare il merito, soprattutto nelle scuole. Sono idee del Ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara. Ne parleremo oggi nel TG, ma anche stasera a Focus con l'assessore all'istruzione della Regione del Veneto, Elena Donazzan. Torniamo al traffico, torniamo a quello che sta succedendo sulle nostre strade. Molto intenso il traffico ovviamente durante Pasqua e Pasquetta sulle arterie della provincia. Intanto è caccia all'automobilista che a Castelfranco ha travolto un ciclista per poi darsi alla fuga. Vediamo. Per la Treviso Mare è stato il primo vero banco di prova della stagione 2023, ma posti di controllo sono stati effettuati in tutte le principali arterie della provincia, con i carabinieri del comando di Treviso impegnati soprattutto nel contrasto alla guida in stato di ebbrezza. Denunciati 2 soggetti, un 24enne kosovaro e una 37enne dominicana, entrambi pizzicati ben oltre i limiti, 1,79 per l'uomo, 1,54 per la donna. Oltre al ritiro della patente è scattato anche il sequestro del mezzo. Denunciati
arrestata poi una donna quarantenne di Castelfranco, sempre per alcol alla guida, e nella Castellana è caccia all'automobilista che nel giorno di Pasqua ha urtato un ciclista rumeno, finito all'ospedale con lesioni profonde agli arti. L'auto non si è fermata a prestare soccorso e si è poi volatilizzata. A setaccio le telecamere della zona, ma il Ponte Pasquale ha coinciso con un super lavoro di tutte le forze dell'ordine, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, personale del SUEM. Solo nel giorno di Pasqua sono state oltre 30 le chiamate alla centrale operativa per malori legati al consumo smodato di alcol e cibo, colpiti soprattutto i più anziani, con interventi sia in case private che in ristoranti. Dispositivi specifici pure a Treviso città, con la polizia locale impegnata sia sul fronte della sicurezza stradale che della prevenzione dei furti. Qui la Pasquetta è coincisa con l'ultima giornata ecologica, monitorati come sempre gli ammassamenti di giovani. Diciamo che questo fine settimana, sabato e domenica, è stato un po' sottotono, anche perché il tempo ha influenzato sicuramente la presenza in città. Sappiamo che sabato pomeriggio in centro a Treviso ha piovuto, quindi anche il numero di ragazzini che solitamente vengono oltre i 1000-1500, registriamo a volte masse di ragazzini che vengono in città, non si sono visti. I controlli straordinari di polizia locale, polizia di Stato, carabinieri proseguiranno fino a notte inoltrata. Purtroppo un altro suicidio sui binari, vediamo il titolo, è stato investito dal treno, è morto sul colpo, bloccata la Venezia-Trieste, disagi per i pendolari. La vittima era residente a Porto Gruaro, si è trattato di un gesto estremo e non è la prima volta purtroppo. Un grande lavoro degli agenti della polizia locale motociclisti che si muovono rapidamente nell'Alta Padovana e hanno fatto molti controlli e anche sanzionato molti automobilisti. Vediamo. 22 auto senza assicurazione e 8 patenti ritirate. È il bilancio dell'ultimo anno di attività degli agenti motociclisti della Polizia Locale della Federazione dei Comuni del Campo San Pierese. Nel traffico sempre caotico sulle strade dell'Alta Padovana e con distanze anche lunghe da percorrere in breve tempo, il mezzo migliore per spostarsi è proprio la moto. E così i 4 mezzi a disposizione degli agenti, che hanno anche caratteristiche di fuoristrada, per raggiungere argini e strade di campagna, hanno percorso complessivamente oltre 10.000 chilometri, articolati in 78 pattuglie, con 108 richieste di intervento e 389 veicoli fermati e controllati. Il totale delle multe è stato pari a 53.000 euro, un servizio che richiede però dagli agenti preparazione e anche resistenza fisica, perché le moto, con tutto l'equipaggiamento di strumenti tecnologici e altro, arrivano a pesare anche 300 kg l'una. Insomma, al di là delle caratteristiche del lavoro quotidiano, dal servizio di scorta a quello di sorveglianza di eventi e manifestazioni, le moto fanno la differenza dove il traffico e le strade sono complicate, proprio come accade in particolare nel territorio dell'Alta Padovana. Il centro dei rifiuti di Motta di Livenza è andato in fiamme e non si esclude l'origine dolosa. Potrebbe essere di natura dolosa l'incendio scoppiato nella notte di Pasqua, poco prima dell'1, al centro di raccolta di rifiuti di Via Lazio a Motta di Livenza, che fortunatamente, considerata l'ora, non ha visto coinvolte persone. Il rogo ha riguardato alcuni cumuli di materiale in fase di lavorazione. La mobilitazione di uomini e mezzi è stata generale. Vigili del fuoco sono intervenuti dal vicino distaccamento di Motta. In rinforzo le squadre di Treviso e San Donà di Piave con 4 autopompe, 2 autobotti, il carro schiuma e 20 operatori coordinati del caposervizio. I pompieri sono così riusciti a circoscrivere le fiamme a un cumulo di 70 tonnellate che è stato spento per poi essere bonificato. Le cause delle fiamme sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco che dovranno relazionare in procura. Sul posto anche il personale di ARPAV. Nella parte dell'approfondimento di Focus TG parleremo di migranti, ne stanno arrivando moltissimi nel Veneto perché dopo gli sbarchi degli ultimi giorni arrivano nella nostra regione almeno 150 ogni settimana. Ne parleremo più tardi con Isabella Dotto, Jonathan Montanariello e Maurizio Mestriner. Vediamo cosa è successo invece nottetempo nel complesso Atter di via Broferio. Qui siamo a Padova, una rissa, violenza, cose che capitano spesso in questi alloggi popolari. Vediamo.
Pasqua con momenti di paura nel complesso delle case Ater di via Borferio alla Guizza. In piena notte, infatti, si è scatenato un litigio violento tra due famiglie, forse residenti nella zona. Il bilancio è anche di alcune auto danneggiate. Tutto è nato, sembra, dalla discussione tra due gruppi, uno di nordafricani e l'altro di persone dell'est, poi degenerata in pugni e spintoni, ma anche in danni alla carrozzeria delle auto parcheggiate. Sembra proprio di proprietà delle persone coinvolte. Immediata la richiesta di intervento alle forze dell'ordine da parte di alcuni residenti e l'arrivo della polizia ha placato gli animi. Sono un centinaio le famiglie che abitano nel complesso e che chiedono più controlli da parte delle forze dell'ordine. Disavventura per un cane e il suo padrone che erano a spasso sui colli euganei. Il cane infatti è stato aggredito da un cinghiale, è stato ferito ma se la caverà ed è all'ordine del giorno. Sono all'ordine del giorno vicende di questo genere, protagonisti lupi, cinghiali e come avete sentito anche un orso che ha ucciso un runner. Vediamo questo servizio da Padova. Tanta paura è una brutta esperienza che un cane e il suo padrone non dimenticheranno facilmente. Stewie, questo è il nome del cane, un meticcio di 4 anni, e il suo proprietario, residente a Monte Ortone, stavano passeggiando sul colle di San Daniele quando improvvisamente, lungo il sentiero, si sono imbattuti in alcuni giovani cinghiali. Il problema è che con loro c'era anche la madre e quando il cane si è avvicinato incuriosito, forse anche solo per giocare, è stato subito aggredito dalla femmina di cinghiale. L'uomo è fuggito temendo di essere a sua volta inseguito e ha perso di vista il cane con la paura che fosse stato ucciso. Invece, lungo la via del ritorno a casa, Stewie è riapparso, ferito e dolorante. Subito soccorso, è stato sottoposto a un intervento chirurgico per curare le ferite. Dal Parco Colli arriva l'appello a tenere al guinzaglio i cani, specie in quella zona molto frequentata dai cinghiali. E così titola La Stampa, vediamo il titolo della Stampa: ucciso da un orso in Trentino, la madre del runner arrabbiati e indignati. Il ministro Picchetto ok all'abbattimento, favorevole all'abbattimento è stato anche il parlamentare della Lega, il veneto Gianangelo Bov, che ha detto ci vuole una legge perché si consenta di colpire questi animali qualora diventino pericolosi per l'uomo. E qui passiamo ad un altro tipo di scontro ed è quello in politica tra i candidati sindaci di Treviso, Mario Conte, sindaco uscente, Giorgio Denardi, lo sfidante. C'è stata una bagarre, chiamiamola sportiva tra virgolette, in occasione di una partita di rugby. Vediamo. Io ero presente nella clubhouse della Benetton, stavo come al solito bevendo la birra dell'intervallo e in quel momento è entrato il sindaco con un po' sopra le righe, rivolto spostati che devo passare, e che è andato avanti e ha respinto l'offerta di Denardi che voleva brindare con lui con la birra. È cominciato con tono un po' alto, un po' arrogante, un po' maleducato, sbraitando, dicendo la tua proposta e criticando le proposte politiche di Denardi. E probabilmente per la pochezza dei contenuti si aiutava anche con le mani nei confronti di Denardi, spintocchiandolo un po'. Stando alle parole di Franco Rosi, non ci sarebbe stato nessun fair play da parte del sindaco uscente Mario Conte nei confronti del rivale Giorgio Denardi. I due si sono incrociati alla partita tra Benetton e Cardiff che sabato pomeriggio ha portato i Leoni a conquistare la loro prima semifinale di Challenge Cup. A dare il via al caso di giornata un post di Treviso Civica dove si diceva che Denardi era stato urtato, spinto e provocato da Conte. Quindi ha spintonato, lei dice, Denardi? No, guardi, non drammatizziamo. Come dire, usato anche le mani, cosa che in un dialogo, secondo me, io non sono abituato così, ecco. Dopo ognuno ha le proprie abitudini e i propri usi. Nel pomeriggio una lettera aperta è stata inviata al primo cittadino da alcuni sostenitori di Denardi, ex rugbisti e appassionati. Nel suo atteggiamento si legge: non riconosciamo i valori dello sport. Lei ha usato il termine boiata per commentare un'ipotesi articolata, quella di aprire lo stadio Tenni a una funzione ricreativa, garantendo l'uso di un altro impianto alla squadra di calcio della città. Conte non ci sta. La legge della comunicazione prevede che fare la vittima
di una situazione che non esiste possa portare consenso. Però invito i candidati, peraltro non presenti il giorno della partita dello stadio, a essere un po' più seri, soprattutto nei confronti degli elettori. Quindi se a Giorgio De Nardi il confronto verbale che si basa semplicemente su una frase del tipo prima di sparare i tuoi progetti sullo stadio cerca di capire quello che è il contesto e le progettualità, perché queste sono state le mie parole, allora significa che De Nardi, 1, non è convinto delle sue sparate, 2, ha paura del confronto, 3, utilizza questi metoducci veramente di bassa politica per cercare di raccattare qualche voto. Quanto all'accusa di urti e spinte, i toni si fanno incandescenti. L'unico testimone è Franco Rosi. Allora, se io ho fatto quello che lui ha dichiarato, lo invito ad andare a fare denuncia dai carabinieri. Vediamo se avrà il coraggio di fare la denuncia a fronte di un episodio che non è mai avvenuto. E insomma, sale la tensione in vista delle elezioni del 14-15 maggio a Treviso in particolare, ma anche nelle altre città in cui si andrà a votare. Intanto vediamo una storia che riguarda il PNRR, risorse che rischiamo di perdere, sono destinate per il 60% ai comuni e ovviamente c'è grande fermento e anche grosse difficoltà per i sindaci che devono cercare di gestire una situazione molto difficile. Sentiamo il sindaco di Montebelluna, Adalberto Bordin. La sfida del PNRR, proprio perché è una sfida vincente. Ovviamente bisogna essere sul pezzo, essere lungimiranti, al netto poi ciò che accade nel mondo, come abbiamo visto anche l'aumento delle materie prime, ma insomma abbiamo il gruzzoletto per far fronte alle avversità. Di fronte ai ripetuti allarmi che arrivano un po' da tutta Italia, a Montebelluna prevale la fiducia sull'attuazione del PNRR, una partita che per la città è milionaria. Abbiamo ricevuto contributi PNRR di quasi 13 milioni di euro nell'ultimo anno e mezzo. Questo comporta una compartecipazione da parte del Comune di circa 2 milioni e 300 mila euro. Questa compartecipazione è coperta parte da un mutuo che abbiamo già contratto e parte anche dall'avanzo di amministrazione, come risulta dal rendiconto. I cofinanziamenti quindi sono garantiti e permetteranno di assorbire eventuali contraccolpi. Sul tavolo restano l'adeguamento sismico di diversi edifici e la realizzazione della nuova mensa della Papa Giovanni XXIII e ancora il restauro delle parti mancanti di Villa Pisani, la riqualificazione di Villa Pullina e del Parco Bertolini, più una serie di opere di efficientamento energetico della pubblica illuminazione. Una partita a Tetris, la definisce lo stesso Bordin. È una bella partita proprio perché insomma beneficiari di tutti questi milioni di euro di finanziamenti andremo a riqualificare ciò che è già stato fatto nel corso della precedente amministrazione. Servizio di Cristian Arbori questa mattina in regia, Focus TG, Francesco Cerone e Francesca Pezzo. Andiamo a Padova dove c'è uno scontro tra opposizione e maggioranza sulla movida rumorosa. Sono stati chiesti dei fonometri per misurare il chiasso di notte in questa zona della movida. Vediamo. Continua il dibattito pubblico sulla movida padovana. A cercare un dialogo tra avventori dei locali e residenti, questa volta è il consigliere di minoranza iscritto al gruppo misto, Manuel Bianzale. Con l'associazione Padova, di cui è vicepresidente e che vede l'ex assessore Stefano Grigoletto presidente, ha presentato una mozione per chiedere una regolamentazione dell'inquinamento acustico. Questa mozione ha un intento, ha l'intento di mettere attorno a un tavolo tutti gli stakeholder coinvolti, quindi le associazioni dei residenti che esistono sul territorio, ma noi parliamo di movida non solo del centro, c'è anche la questione del portello, ma ci sono anche altre zone della città che stanno prendendo piede questa problematica. Quindi le associazioni di categoria, le associazioni dei residenti, il comune e direi anche la consulta, che è comunque l'organo più vicino ai cittadini, per cercare di trovare una soluzione mediana e che possa soddisfare un po' tutte le esigenze. Non bisogna criminalizzare chi sta in piazza, ci dice Bianzale. I comportamenti però devono essere corretti da parte di tutti. Il punto è che la movida è comunque un valore per le città, è
un valore perché è un segno di aggregazione tra i giovani e non solo. Il problema è che si è trasformata ben presto anche in mala movida, perché gli episodi di vandalismo, gli episodi di abuso dell'alcol, gli episodi che leggiamo quotidianamente sui giornali trasformano questo valore della città in appunto una problematica. Fissati i paletti è necessario il rispetto delle regole. Bisognerebbe capire anche a livello strutturale quanti turni serali ci sono e quanti impegnati possono, e quanto impegno vengono coinvolti magari negli interventi serali, perché magari c'è un incidente stradale, quindi sono costretti a intervenire e purtroppo a scapito magari di quello che sta accadendo in centro o al portello. Restiamo a Padova perché una scuola superiore ha deciso di premiare gli studenti più meritevoli, in particolare con un bonus a chi riesce, bonus di 100 euro a chi riesce ad ottenere la media del 9. Andiamo in diretta a Padova da Federico Fusetti. Buongiorno da Padova, siamo nella zona degli istituti universitari perché parliamo proprio di questo, cioè di istruzione. Siamo con Nicolas Pasantes, adesso vi spiego chi è, parto un po' inquadrando l'argomento. Parliamo di un istituto scolastico, lo Scalcerle, che ha deciso di premiare gli studenti che hanno più di 9 di media con un buono da 100 euro. Oltre a questo c'è anche un altro istituto comprensivo di Padova, parliamo però di scuole secondarie di primo grado, cioè le medie, che hanno deciso di premiare anche qui studenti con una media alta e in un certo senso agevolandoli per quello che riguarda i viaggi di istruzione, le gite, ecco, e quindi avere anche lì un'agevolazione economica. Scuole che difendono questa scelta, dicono che non c'è assolutamente alcuna competizione interna esasperata su questo. Non è dello stesso avviso la rete degli studenti medi del Veneto, di cui Nicolas è componente. Perché non vi convince questa scelta? Beh, ci troviamo di fronte all'ennesimo provvedimento che supporta questa scuola del merito, una scuola in cui i migliori, quelli che raggiungono degli standard di eccellenza, vengono premiati, tutti gli altri sono lo scarto, quello che un giorno o l'altro farà qualcosa nella vita, ma di certo non come gli altri. Questa è l'idea che sempre di più si sta rafforzando a partire dalla scelta di istituire il Ministero dell'Istruzione e del Merito, scelta tanto quella del Ministero quanto questa in particolare, contro cui come rete degli studenti medi stiamo lottando. Perché? Qual è il pericolo? Come pericolo penso che basti purtroppo guardare i casi di cronaca e vedere quante studentesse e quanti studenti sono portati a gesti estremi a causa dello stress, dell'ansia alla prestazione e di aspettative che una persona qualunque normale spesso non può raggiungere, a cui spesso è impossibile, oltre al fatto del concreto rischio di aumentare la disuguaglianza invece di favorire i processi di inclusione, appianamento delle disuguaglianze e di scuola come ascensore sociale, in quanto per raggiungere in questo caso una determinata media non conta solo il concreto impegno che lo studente dà, ma conta la componente cognitiva, che è individuale e incomparabile tra una persona e l'altra, e soprattutto contano le condizioni sociali ed economiche, conta il capitale culturale di cui uno studente dispone, che non è uguale per tutti, non sarà uguale la possibilità di raggiungere un voto alto di uno studente che tornato a casa deve lavorare, deve occuparsi della famiglia, che non ha la disponibilità economica di pagarsi i trasporti e i libri di testo, invece comparata a quella di uno studente che ha tutta una serie di agevolazioni economiche diverse. Cioè che quindi vive in una famiglia che gli può garantire di impegnarsi solo nello studio e non pensare ad altro. E che magari dispone anche di una cultura già da generazioni. Diverso è considerare il figlio di un medico al figlio dell'operaio, che in Italia, se continuiamo così, continuerà a non poter diventare dottore in un futuro. Continuerete a protestare su questo? Noi continueremo a protestare, continueremo ad avanzare proposte, continueremo a vigilare sulle scuole, tanto su quelle che mettono a rischio la salute
parte anche psicologica degli studenti, come in questo caso, quanto applaudendo quelle che invece, come il Liceo Giordano Bruno di Venezia, sperimentano nuove forme didattica più in linea con le reali necessità degli studenti e delle studentesse. Grazie Nicola Spasantes, naturalmente torneremo su questo argomento ancora perché sta facendo veramente discutere. Intanto la linea a voi allo studio. Grazie molte, grazie Federico, ne parleremo ancora anche stasera a Focus con l'assessore all'istruzione della Regione del Veneto Elena Donazzani e altri ospiti. Andiamo intanto a Jesolo, dove il sindaco di Jesolo ha fatto di tutto per evitare problemi durante la Pasqua e la Pasquetta. Sono arrivati 30 pullman da tutto il Veneto e si è evitata una Pasquetta alcolica. Sentiamo. Questa mattina abbiamo concordato con la polizia locale il controllo di tutti quei pullman di ragazzi che vengono giù per fare la Pasquetta a Jesolo, quindi cerchiamo di prevenire che la Pasquetta diventi Pasquetta alcolica, che è assolutamente, oltre che un tema sociale, quindi vogliamo chiaramente dire che è necessario avere un uso consapevole degli alcolici e quindi nel rispetto di se stessi e degli altri. C'è anche un tema ovviamente di sicurezza, quindi dobbiamo cercare di prevenire il più possibile quei fenomeni che poi possono portare a degenerare, quindi anche alle risse e a quelle situazioni che conosciamo. Noi siamo città per i giovani e città di divertimento e vogliamo continuare ad esserlo. Ovviamente è necessario capire che il divertimento non significa sballo, significa un divertimento sano e responsabile. Chi vuole venire a Jesolo con questo spirito è assolutamente benvenuto e tutte le nostre strutture e gli operatori sono in grado di soddisfare questa domanda di divertimento. Abbiamo voluto però avviare anche una campagna comunicativa che rendesse chiaro il messaggio, che non è un messaggio proibizionista ma è un messaggio positivo. Abbiamo chiamato questa campagna Nel posto giusto, ovvero vogliamo dire esistono i posti dove divertirsi, esistono i posti dove poter consumare anche in maniera responsabile le bevande alcoliche, quindi è necessario che il divertimento trovi uno sfogo positivo e non si trasformi, come abbiamo visto, in risse, in fenomeni che non garantiscono la sicurezza, non garantiscono la tranquillità, ma anzi sono controproducenti, e quelli sono i fenomeni che non vogliamo a Jesolo. E proprio in vista dell'assalto al mare in questi giorni, la MOM ha deciso di riattivare la linea di collegamento tra la Marca e il litorale, e i ragazzi ne hanno subito approfittato, come facevano una volta i loro papà e i loro nonni. Vediamo. Sembra come essere da scuola qua. Sì. Non ve l'aspettavate tutta sta gente? No. Dove sei? Treviso. Perché mi prendi la corriera? Perché vado a passare una giornata a Jesolo per Pasquetta. Tutti a Jesolo? Sì. Una piccola folla che non ti aspetteresti la mattina presto di Pasquetta, ma la voglia di mare è così tanta che anche alzarsi ben prima delle 8 oggi non pesa proprio. Così questa mattina dalla storica Siamici, nel cuore di Treviso, è ripartita la linea della MOM che collegherà per tutta l'estate la Marca al suo mare. 8:28 l'arrivo della prima corriera prolungata, con un successivo bis, visto il successo immediato del servizio. Come mai hai corriera? Perché è più veloce. Esatto. Si fa prima. E si è anche più sicuri magari. Esatto. Poi c'è chi punta già all'indipendenza. Meglio la corriera che non la macchina? Sì. Perché? Perché i genitori non ci accompagnano. Pallone a Jesolo? Cosa sì. Andate a fare a Jesolo? Andate a giocare in spiaggia? Sì, ci sta. Decisamente una sorpresa per chi pensava che andare in corriera a Jesolo fosse un ricordo di papà e nonni che non potevano permettersi la Vespa o la 500. Quasi un ritorno al futuro con tanto di ultime tecnologie. Sono tutti tecnologici? Tutti con l'applicazione. Una scelta fatta per convenienza ma anche per sicurezza, anche per tante famiglie, come ci racconta uno degli autisti veterani della tratta. Lei che sono un po' di anni che fa questa strada qua, è sempre più pericolosa? Sì, c'è sempre più macchine, sempre più mezzi in giro, quindi automaticamente aumenta anche la pericolosità delle strade. Lei sta più attento alle macchine o alle moto quando la superano? Diciamo che stiamo più attenti alle moto che rispetto alle macchine, perché loro tendono, essendo dei mezzi piccoli, tendono sempre a svicolare in mezzo agli altri mezzi. Quindi bisogna avere 6 occhi. 6 occhi, esatto. Nel periodo estivo ci sono anche diverse famiglie intere, perché comunque tempo un'ora si è giù. Le corse bene o male viaggiano in modo abbastanza regolare. È l'ottica che dovremmo avere un po' tutti quanti
per il futuro, insomma. Ecco. Alla fine è immancabile il saluto a chi rimane in città. Tutti a Jesolo? Sì! Ciao Andrea! Dice Lucio Zanato, non soltanto le spiagge sono state assaltate, le località montane, ma anche le città d'arte, ed è straordinario il risultato per quanto riguarda il turismo rispetto anche al 2019. Vediamo il servizio della nostra redazione di Padova. Il dato incontrovertibile è, noi abbiamo alcuni indicatori che sono le presenze nei musei. Cosa è successo? Nei primi 3 mesi, abbiamo comparato i primi 3 mesi, gennaio, febbraio, marzo, del 2019, l'anno record, con l'anno scorso, il 22 e il 23. Benissimo, quest'anno abbiamo un recupero importante, addirittura sull'anno record, che è il 2019, c'è un più 5%, passiamo da 73.000 a 77.000 ingressi agli eremiti nei primi 3 mesi. Ma quello che è importante è che rispetto all'anno precedente, il 2022, c'è un più 27%. Positivi anche i dati di occupazione delle camere degli alberghi, che nel Lungoponte Pasquale segna un 85%. Anche visivamente ci sono state code fuori dai monumenti, come Palazzo della Ragione, visitato da più di 2.500 persone tra venerdì, sabato e domenica. Se le annate 2021 e 2022 hanno visto forte la presenza italiana di turismo in città, si tornano a sentire anche accenti stranieri. C'è una tendenza generale del turista italiano a riorientarsi verso l'Italia e verso le città d'arte nello specifico. Questo in particolare l'anno scorso. Quest'anno, mi dicono gli albergatori, la situazione si è un po' riequilibrata, un 30% di stranieri, un 70% di italiani, che è importante perché riavere i flussi stranieri serve a tenere alta l'occupazione delle camere. A trainare sicuramente la conquista del titolo di patrimonio UNESCO. L'effetto Urbs Picta ha dato un piccolo significativo valore aggiunto a quello che è un trend nazionale. Perché? Perché la città ha un'anima, ha una sua storia da raccontare. I turisti che vengono a Padova vanno via contenti, scoprono Padova. Anche molti padovani la stanno scoprendo. Numeri da record anche a Vicenza, ovviamente serrati i controlli della Polizia di Stato. Garantire la sicurezza nel lungo weekend di Pasqua a residenti e turisti. Questo è l'obiettivo dell'apparato straordinario messo in campo dal questore Paolo Sartori, che ha coordinato i servizi di prevenzione degli oltre 50 agenti messi a disposizione dalle diverse forze dell'ordine. Punti sensibili, i trasporti, i beni storico-artistici e i luoghi di aggregazione nel capoluogo come in provincia. Presidiate dunque le stazioni e controllati tutti i principali treni in partenza ed arrivo a Vicenza, ispezionati 2 autobus di linea e installati 6 posti di blocco sulle principali arterie stradali, dove sono stati controllati 55 veicoli. 9 gli esercizi pubblici verificati con accuratezza, in particolare locali notturni e discoteche, particolarmente affollati anche da minori durante il fine settimana. Presidiati musei, chiese e gli edifici di culto. In totale sono state 168 le persone identificate, con ulteriori accertamenti eseguiti su 62 pregiudicati. Al termine delle operazioni il questore ha emesso 4 decreti di allontanamento dall'Italia per stranieri presenti illegalmente sul territorio nazionale, 11 revoche del permesso di soggiorno per extracomunitari e autori di reati di vario genere, 9 fogli di via dal Comune di Vicenza per altrettanti pregiudicati italiani stranieri e 7 misure di prevenzione personale per soggetti ritenuti di particolare pericolosità sociale, sorpresi in atteggiamenti e luoghi sospetti. Servizio di Daniele Garbin, poi più tardi ci collegheremo con Carlo Alberto Inghilleri e il questore di Vicenza Paolo Sartori per fare un po' il bilancio di quanto ha fatto la questura in questo ultimo anno, ma adesso andiamo a Venezia in diretta da Anna Maria Parisi, perché c'è una storia che riguarda la Giuditta del Klimt che l'assessore Boraso ha proposto di vendere per finanziare il Bosco dello Sport. Ma Anna Maria, si è parlato anche di un pesce d'aprile, qual è la verità in questa storia? Ma
Direttore, buongiorno. La verità, come al solito, in questo caso in particolar modo sta nel mezzo, perché se è vero da una parte che l'assessore ha proposto la vendita di questo famosissimo quadro che adesso è esposto a Rovereto, quindi nel Trentino, in prestito da Venezia, la famosa Giuditta del Klimt, per finanziare il Bosco dello Sport, laddove il PNRR non dovesse essere utilizzato, visti anche i tanti esposti avanzati dalle associazioni presenti nel territorio e non soltanto. Vero è che comunque una boutade, diciamo così, del genere, lo stesso assessore l'aveva già fatta nel 2015, quando si era insediato il sindaco Brugnaro con la nuova giunta, con lo stesso assessore, laddove in presenza di un buco di bilancio di oltre 100 milioni di euro, questa battuta aveva fatto sì che le banche corressero ai ripari e proponessero al comune un allargamento del fido. Adesso l'assessore è qui a Cafarsetti, dove ci troviamo noi in questa splendida cornice, direttore, che sta esponendo un altro progetto che si chiama Marinando per Venezia, un progetto che vede tra l'altro la partecipazione, oltre che del comune, anche della regione del Veneto e del provveditorato al porto, per l'educazione nelle scuole della laguna, con il rispetto anche del codice della navigazione. Noi stiamo aspettando che l'assessore si liberi, perché lui sta introducendo in questo momento i lavori, e se sei d'accordo ci ricollegheremo a brevissimo, appena avrà terminato la sua esposizione di questo progetto, così sentiremo con l'assessore di cosa si è trattato effettivamente e quali risultati ha portato questa boutade. Bene Anna, grazie, quindi richiedici la linea più tardi. Grazie molte, Anna Maria Parisi in diretta da Venezia. Torniamo alla Pasquetta con tutta la tradizione del caso. Vediamo cosa hanno a Pasquetta, così come l'hanno raccontata i vicentini. Vediamo. Cosa devo fare a Pasqua? In questo momento sono da mia figlia. Io sono di Catania. Ma forse Pasquetta ho una festa che stiamo cercando di organizzare, quindi sarà sicuramente più impegnativa la Pasquetta rispetto alla Pasqua, quello sì. Dove? All'aperto, la tradizione che ama? Sì, di solito si sta in campagna all'aperto. Io abito un po' in provincia, quindi c'è la possibilità di farlo. Al lavoro, ecco, sì. Lavoriamo nella ristorazione, quindi sì, ci saremo a lavorare. Pasqua e Pasquetta? Sì, Pasqua e Pasquetta, sì. Vado al mare. In giornata si fa un periodo? 15 giorni. Io andrò in famiglia a pranzo con le mie 2 figlie e i rispettivi mariti, le rispettive famiglie. E lei? Io forse andrò in montagna, però forse. Siamo a casa. Non tutti e 2 giorni, sia Pasqua che Pasqua. Sì, andiamo in altre giornate. Ecco perché? Perché traffico, costi e quant'altro. Pasquetta, ecco, magari un giro fuori porta. Non ne ho proprio idea, assolutamente. Come mai mancano le possibilità? Non ho ancora deciso? No, non ho ancora deciso, soprattutto perché sto lavorando tanto nell'ultimo periodo e non ho avuto proprio mentalmente il tempo di ricordarmi che è Pasqua. E io scenderò giù a Roma perché ho la famiglia giù e quindi in famiglia. Anche Pasquetta, la tradizione? Pasquetta la passerò rientrando. La Pasquetta, se il tempo promette bene, vado con la mia compagna. Dove allora? C'è un luogo del cuore? La mia zona di origine era Raclea. Con gli amici ci siamo organizzati per andare a fare una gita e vediamo. Lavoro. Io lavoro. Giorno di lavoro? Sì. Anche Pasquetta? Anche Pasquetta. Lei lavora dove? Poco. Sì. Proprio qui, alla Meneghina. Quindi una giornata anche di quelle impegnative abbastanza. Bisogna segare i campi che c'è da fare. Anche il giorno di Pasqua? Anche il giorno di Pasqua, dove c'è domenica e neanche giorni festivi. E Pasquetta uguale? È uguale, sì. Siamo a casa e Pasqua è bella anche in famiglia. In città, sì. Sia il giorno di Pasqua che Pasquetta? Sì. Per Pasquetta
l'idea è quella di passarla magari facendo un picnic nella natura, magari al lago di Fimon, distesi sul prato con le classiche uova colorate. E poteva non esserci la Pasqua solidale della Mireluccia Tuzzato, sempre impegnata ogni mattina con Sveglia Veneti e poi col Banco Solidale. Sono anni che Mirella aiuta le persone più bisognose. Vediamo cosa è successo ieri a Villa Margherita a Treviso. Perché organizzare questa iniziativa qui a Villa Margherita? Per iniziare a parlare di inclusività, visto questi spazi bellissimi, immensi che abbiamo qui. Qualcuno dice non ci sono spazi a Treviso, non so, più di questo, più le mura, non so dove vanno a cercare il verde, a 2 passi dalla città, ma soprattutto per stare tutti assieme. Ancora una volta Villa Margherita si propone come spazio per eliminare tutte le barriere, fisiche ma soprattutto mentali, sulla disabilità. Cancella parti dunque per diverse discipline sportive, le prime che accorciano le distanze. Perché avete aderito a questa iniziativa? Perché crediamo che sia una iniziativa molto interessante, che ci unisce e soprattutto raggruppa più sport. Possiamo dire che lo sport accorcia l'emarginazione determinata dalla disabilità? Certamente. Noi abbiamo anche come baseball, abbiamo anche una squadra di non vedenti che facciamo dei concentramenti, delle manifestazioni, c'è anche un campionato italiano per cui si partecipa anche a un campionato europeo. Lo sport accorcia la disabilità? Sì, decisamente, anche unisce i 2 mondi e la vedo proprio un connubio molto importante. Non solo sport però oggi a Villa Margherita, perché anche disegnare oltre che comunicare può servire per includere. Qui stiamo facendo un workshop di fumetto e stiamo partendo proprio dagli inizi. Stanno fingendo, tra virgolette, di essere dei cavernicoli che sanno solo disegnare, quindi non parlare, non scrivere, e devono esprimere i loro sentimenti o le loro avventure, quello che è successo in giornata, solo ed esclusivamente con il disegno, senza la gomma, quindi matita, temperino e basta. Alla fine però è la tavola che accomuna davvero tutti, magari con un dolcissimo pezzo di tiramisù. Un tiramisù per dire che insomma la cucina non ha confini neanche per la disabilità. Assolutamente no, la cucina la disabilità non ha proprio confini. Allora vi porto un esempio: io collaboro con un'associazione, una Onlus a San Polo di Piave, Casa Vittoria, che lì abbiamo dei ragazzi disabili che comunque loro collaborano all'interno sia nell'ambito di sala che cucina, che comunque danno una mano su questo. Insomma, tanti esempi da incontrare per scoprire che, se vogliamo, la disabilità non esiste. Sono 18 associazioni, tanto per scaldare i motori, perché l'evento grandissimo sarà anche il 1° maggio con un concerto dei Radiofiera, perciò sempre più inclusività su questi spazi bellissimi, soprattutto per fare rete, perché molti di noi non ci conosciamo, siamo in tanti ma non ci conosciamo perché ognuno col proprio orticello. Dobbiamo smetterla e unirsi e aiutare chi ha in difficoltà e ha bisogno. La grande Mireluccia ieri mattina a Villa Margherita a Treviso. Torniamo in diretta a Venezia. Anna Maria Parisi con l'assessore alla mobilità e ai trasporti del Comune di Venezia, Renato Boraso. A te la linea, Anna. Eccoci direttore, ringraziamo dunque l'assessore Renato Boraso, l'assessore comunale, per questo intervento, e le chiedo subito così, assessore, è stato un pesce d'aprile quanto ha dichiarato giovedì scorso in merito alla vendita della Giuditta delle Klimt per finanziare il Bosco dello Sport? Una provocazione, insomma, che cosa? Una grande provocazione per riportare al centro dell'attenzione un tema che è quello del Bosco dello Sport, cioè la città di Venezia non può rinunciare a questo grande progetto. È un progetto atteso da 50 anni, su cui il sindaco Luigi Brugnaro si è speso molto sia in giunta, ovviamente con tutto il consiglio comunale. Certo, l'obiettivo mio era di riportare al centro dell'attenzione un tema perché non è possibile osservare un tafazzismo così impressionante in città, quando abbiamo un grande obiettivo da raggiungere, che è un sogno, d'accordo, avere delle strutture sportive all'avanguardia, tra l'altro calati in un grandissimo contesto ambientale di 76 ettari di bosco,
come lo è a Vienna, come lo è a Berlino, e qui lo sport preferito è sparare contro gli interessi di una città. Sport, non so se adesso è uno sport nazionale, allora contro Firenze, con sta vicenda, e contro Venezia. Certo, ho usato l'Armageddon del Klimt, che avevo già utilizzato, il sindaco Bugnaro lo sa bene, nel momento in cui, quando siamo arrivati in città di Venezia, era il 7 luglio del 2015 e mancavano 139 milioni di euro. Non c'erano neanche i soldi, non c'erano più i soldi, uno si era dimenticato per pagare gli stipendi ai nostri collaboratori comunali. E lì è stato usato in maniera... Usando il Klimt sono arrivati poi i finanziamenti improvvisamente, cioè come se anche qui non è una questione di lesa maestà, è una questione reale, cioè è possibile remare contro sempre gli interessi della tua Assessore, città. tra provocazione e comunque anche realtà, insomma, sì, è una provocazione utile. Ha preso anche in considerazione il fatto di poterlo effettivamente cedere, sì, oppure dice che è impossibile come base d'asta? È tecnicamente impossibile, le leggi nazionali non ce lo consentono. Ricordo però che Detroit era fallita e negli Stati Uniti fu utilizzata per salvare la città vendendo alcune opere. Certo, è tecnicamente impossibile, non perché lo diciamo nel 2023, ma già nel 2015 avevamo valutato, cioè tecnicamente non possiamo perdere un patrimonio così importante. Beh, vorrei ricordare che il patrimonio artistico presente in città di Venezia tramite la Fondazione Civici Musei ha assicurato le migliori opere per un valore di 1.650 milioni di euro. Parliamo del nostro patrimonio di quadri e quant'altro, di grandi opere che sono nei nostri bellissimi musei, ovviamente visitabili da tutti, da chiunque. Quindi la discussione è proprio basta con questo tipo, cioè io so in cuor mio che senz'altro, grazie all'intervento del sindaco, dei nostri uffici, già settimana prima di Pasqua lì ai ministeri confitto, troveremo una soluzione. Ma è stato un modo ovviamente fortemente provocatorio, perché sono convinto che anche in questo caso riusciremo a far tornare la quadra su un tema che c'è qualcuno che guffa dalla mattina alla sera contro gli interessi della società. Beh, sono stati presentati diversi esposti da diverse associazioni, non l'ultima Italia Nostra. Vuol dire guffare in maniera, cioè è una follia, lo dico, è una follia, non c'è, in giro per la nostra Europa, in giro per il mondo non c'è, ci dicono ma come si fa a fare in modo di far saltare un'operazione, perché è una cosa incredibile, lo dico, ecco, è incredibile. Tra l'altro, sì, prego, scusi. No, ma lo dico, le dico dal punto di vista ambientale, la più grande operazione ambientale che ho mai visto. Io sono il consigliere comunale più anziano della città di Venezia, non ho mai visto un'operazione ambientale di tal natura che ha tolto 1 milione di metri cubi di cemento da un'operazione voluta dai sindaci di allora, Costa e Cacciari. Non ho capito perché la sinistra non si sia strappata le vesti, ecco. Non l'ho mai capito. Allora adesso qui, perché ovviamente l'Armageddon, cioè mi viene da ridere, insomma, sinceramente. Senta, Assessore, innanzitutto è stata fatta molta pubblicità alla Giuditta, e quindi quando tornerà al Corriere da Rovereto, quando tornerà da Rovereto al Corriere? Fra poco tornerà da Rovereto, però senz'altro se oggi la Giuditta vale quasi 200 milioni di euro base d'asta, un po' di merito ce l'ho anch'io, c'è anche l'assessore Borausi. E poi l'altra domanda che volevo porgerle, sempre che il direttore non abbia altre curiosità da porci da studio, è questa. Insomma, cosa ne pensa a proposito delle opere pubbliche del museo Cielo Aperto, che è la nostra città bellissima Venezia, la nostra bellissima Venezia? Cosa ne pensa del fatto di questo influencer bloomer che è indagato dalla Procura di Venezia perché sta incitando gli attivisti affinché contro il Comune di Venezia e le sue direttive, affinché gli attivisti vadano a imbrattare Palazzo Ducale? Questo è un personaggio che, al di là dell'indagine, aveva preso a calci in culo. Sì, lo dico, a calci un personaggio del genere, oltre che ad essere arrestato, perché in un altro paese civile un personaggio del genere andrebbe arrestato, andrebbe a essere preso a calci in culo. Ecco. Come si fa a pensare di inneggiare, a violentare, perché vuol dire violentare una città come Venezia? Questo è vero, violentare una città. Come si fa a pensare di inneggiare una violenza di tal natura? E questo qui è libero che sorride. A calci in culo deve prendere un personaggio del genere.
È stato chiaro. Io, se non ci sono domande da parte tua, direttore, ti restituisco la linea e ringrazio l'assessore Borato. Non volevo farla arrabbiare, assessore, perché ho visto che insomma siamo un po' trascesi. Non è un problema. Grazie Anna, grazie Anna Maria Parisi. Grazie Anna Maria Parisi, all'assessore Boraso. Lo avremo presto qui in studio a Focus, anche qui nel TG. Torniamo ai risultati di questa Pasqua, insomma anche alle prospettive. Vediamo che cosa può succedere in questo caso nel comune di Valdobbiadene con i trevisani nel mondo, in Rio Grande do Sul. Vediamo. Noi siamo qua perché il comune di Valdobbiadene ha in animo di sottoscrivere alcuni patti di amicizia con città con cui è accomunata Valdobbiadene per la produzione del vino. Cultura e coltura al di là e al di qua dell'oceano è una missione davvero speciale, quella di Comune di Valdobbiadene e Associazione Trevisani nel Mondo, in questi giorni di Pasqua in Rio Grande do Sul, la regione più veneta del Brasile, come raccontano i tanti leoni di San Marco di cui è disseminato il territorio. Obiettivo: rinsaldare i rapporti anche in chiave economica. Ci sono molti aspetti che ci legano, certamente l'enogastronomia, ma anche la crescita ricettiva turistica, il legame forte che vogliamo avere con le scuole. A Valdobbiadene abbiamo un'importante scuola di ristorazione, la DF, ma anche le scuole superiori con il liceo linguistico, istituto tecnico turistico, quindi opportunità per far crescere i nostri giovani. 11 le sezioni di Trevisani nel Mondo nella regione brasiliana, un numero che racconta un legame profondissimo, ancora vivo nei ricordi di intere famiglie che hanno mantenuto il dialetto dell'Ottocento. Le persone di qualsiasi tipo, di qualsiasi età, ecco, tutti ci dicevano: i miei erano originari di Ciccione di Valmarino, di Miane. Abbiamo incontrato anche un vescovo qua, originario appunto di Miane, di Morgano. Ecco, la presenza di Treviso in questa zona è veramente forte. La conoscenza e la fiducia deve essere alla base di qualsiasi rapporto di conoscenza e crescita comune. È uno dei luoghi tipici per la Pasquetta, è l'Ovadina, la Grave e anche la Grave del Piave. Sono tornati in tantissimi dopo i lockdown, dopo purtroppo quello che è successo durante la pandemia. Il prossimo anno tornerà anche la storica gara degli aquiloni. Vediamo il servizio della nostra redazione di Treviso. Beh, non si può dire che qui non ci sia neanche un cane. No, infatti ho visto. Inizia con questa battuta la nostra incursione sulle Grave di Lovadina, perché dopo gli affollamenti degli anni '80 con punte di oltre 10.000 persone, il secondo millennio con il contributo del Covid ha di fatto desertificato quello che era un appuntamento immancabile nella Pasquetta dei trevigiani. Noi siamo qua da Spresiano e Visnadello. Ma scusa, ma perché uno da Spresiano deve venire alle Grave quando potrebbe andare al mare, ai Caraibi? Le tradizioni, il picnic con amici, famiglie, tradizioni, non c'è un vero perché. I nonni, i padri venivano qui e anche noi pian pianino, dai. Un appuntamento che da non mancare? Certo. Da quanti anni? 100 anni. 30. Eccoli dunque i ragazzi di ieri che ripetono il rito della grigliata, ma non più a terra con sassi e legna recuperata, ma in sicurezza con il barbecue. Ci siamo procurati le nostre griglie a gas e la Pasquetta continua. Avete rispettato l'ordinanza del sindaco? Sempre, assolutamente sì. Però una volta si poteva fare in mezzo ai sassi e cose, era forse più romantico? No, dai. Alla fine comunque è bello farlo, ci si diverte lo stesso, però comunque rispettando tutte le regole. Immancabile la musica, che qui non ha generazioni né età. Ci siamo organizzati un mese fa. Ma perché decidete di fare... Tenere viva la tradizione che qui a San Marziano è molto sentita. Così come salutare la mamma davanti alla telecamera.
Ciao mamma, guarda che bello che sono! Festa e giochi, anche se al posto del pallone oggi si andava in meta. Perché ci si diverte di più. E quelli che dicono che il rugby è uno sport per uomini? Non esiste. Nella tradizione c'è chi spera di far ridecollare anche la mitica gara degli aquiloni. Ah, ma lei ci è riuscito alla fine? È la prima volta, vediamo se ce la faccio. Ma lei la faceva già da giovane? Poche. No, qualche volta da giovane. Quando una volta c'erano le gare qua? Sì, ero piccolo però. Anche da piccolo riusciva a vincere le gare degli aquiloni? No, mai fa. Però adesso è riuscito ad alzarlo. C'è poco vento però. Insomma, anche la Pasquetta sulle Grave tornerà all'appuntamento di sempre. Parola del sindaco di Spresiano. A tutti i telespettatori di Antena 3, buona Pasqua! Ciao mamma! Un bel servizio di Lucio Zanato, che è un cantore degli usi, dei costumi, delle tradizioni, anche con la sua rubrica agricoltura, e ieri Lucio ha seguito un po' tutte le tradizioni e anche quella che è stata riscoperta tra Conegliano e Vittorio Veneto, che è la righea. Vediamo. Qual è il segreto per fare un buon campo di righea? Un buon fondo di terra, creda, e poi sopra un saldan, che è una terra un po' sabbiosa per andare a smagrire e che tenga legato il fondo mescolato con la cenere che fa chiusura. Quindi niente cemento qua? Niente cemento. È una vera e propria ricetta che viene tramandata da secoli. Terra naturale che poi viene spalmata, si può lisciare e quando si asciuga... Ma dove si trova questa terra qua? Delle colline qua di Ceneda, terreno morenico. Cioè lo trovate solo qua, insomma? Qua tutto nel circondario qua del Vittoriese, Ceneda, fino verso la zona, i primi paesi di Conegliano. E ha questa particolarità che è malleabile, poi quando si asciuga diventa... Quando si asciuga diventa liscia, però se si asciuga troppo crepa e fa le borse. Ecco perché si diventa maestri nel realizzare i campi da righea, ma anche nello spiegare questo gioco, dove si conquistano uova che si centrano con il proprio uovo e che un tempo significava portare anche a casa da mangiare. Oggi i tempi sono cambiati, ma la memoria resta. Così un'associazione ha deciso di costruire una righea in piazza a Ceneda per far divertire grandi e bambini, ma soprattutto per rilanciare la tradizione. Abbiamo voluto riscoprire quelle che sono le vecchie tradizioni, quindi riportare la righea di nuovo in Duomo, perché manca credo da circa 15 o 20 anni che non si faceva più. C'era un circuito che voleva dire una righea qui in Duomo, poi c'era una righea una righea da Bazzichet cosiddetto, che siamo in Piazza Gallina, poi abbiamo una righea che veniva fatta, quest'anno l'hanno fatta a Cozzuolo, Parco Valentino, Borgo Pretura Carpesica, e poi c'è anche la casetta delle Occhette a Meschio. Queste di solito erano le righee quelle principali. Associazione che punta in particolare al turismo con l'istituzione di un bus navetta per visitare non solo le righee, ma per far scoprire anche dei suggestivi quanto sconosciuti angoli vittoriesi. Quindi riproporre le proprie tradizioni vuol dire anche incentivare il turismo, certamente sì. Grazie al nostro Lucio Zanato. Andiamo in pubblicità 2 minuti, poi torniamo in studio con Isabella Dotto, Maurizio Mestriner e Jonathan Montanariello. A tra poco. Eccoci qua, ben ritrovati con Focus TG, sempre in diretta. Abbiamo in studio Isabella Dotto di Fratelli d'Italia, Vicenza. Buongiorno dottoressa, bentornata. E Maurizio Mestriner, che è il candidato sindaco per il Movimento 5 Stelle a Treviso. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Mestriner. Allora, un tema su cui volevo coinvolgervi è quello dei migranti, perché continuano gli sbarchi, in 48 ore sono arrivati altri 2000 migranti, è un flusso senza fine, vengono poi spostati da Lampedusa in questo caso e vengono trasferiti nelle regioni, e tra le regioni c'è ovviamente anche il Veneto. Ne arrivano 150 a settimana, questo è il flusso attuale,
e si prevede che possa aumentare. Allora, dottoressa Dotto, rispetto anche a quello che i sindaci stanno dicendo, che non hanno più la possibilità di ospitare persone. Sì, purtroppo parrebbe dai dati che ci vengono comunicati, chiaramente la fonte è il Ministero degli Interni, parrebbe una situazione quasi, oserei dire, fuori controllo, soprattutto nel nostro territorio, perché ricordiamo che molti di questi migranti vengono direzionati appunto dal sud verso il nord, quindi qui in Veneto. Come ha detto lei prima, purtroppo ne arrivano dai 130 ai 150 a settimana. Rispetto al dato precedente vediamo appunto una situazione che va peggiorando, nel senso che abbiamo un numero cospicuo di migranti che approdano ai nostri territori. Il problema è chiaramente come riusciremo a gestirli, perché poi naturalmente tutto il lavoro deve essere supportato da chi? Dal locale, e cioè giusto appunto dai sindaci, dai comuni che devono, in coordinamento chiaramente con le varie prefetture, che devono appunto gestire tutta questa situazione. Troppe persone stanno approdando, è vero che c'è il tema della necessità di avere una maggior manodopera, però dobbiamo anche tenere conto del fatto che dobbiamo avere persone che siano un minimo formate. L'ABC, la conoscenza dell'ABC è fondamentale, la conoscenza della lingua anche, no? Per poter lavorare e quindi per poter essere chiaramente introdotti come venivano introdotti, ricordiamolo, i nostri nonni, i nostri padri che migravano all'estero, quando arrivavano all'estero chiaramente avevano già tutti i requisiti per poter essere inseriti in quel contesto sociale. I migranti che arrivano nei nostri territori non hanno questi requisiti e questa è la dura realtà con la quale noi stiamo impattando e purtroppo la soluzione è sempre l'Europa. È in Europa che dobbiamo trovare la soluzione, come il governo l'ha auspicato più volte. Speriamo che si possa addivenire a questa soluzione al più presto, perché chiaramente il tempo scorre, no? E naturalmente la palla passa a chi? A quelli più deboli, che sono i sindaci del territorio, che devono purtroppo provare a gestire questa situazione che è molto difficile. E infatti abbiamo notizie di gravi difficoltà in luoghi in cui si è già partiti con l'accoglienza, l'ex caserma di Oderzo, la l'ex Serena a Treviso. Mestiner, c'è chi propone di fare ricorso nuovamente all'accoglienza diffusa, cioè allo SPRAR, ma anche qui non sembra che ci possano essere disponibilità da parte degli amministratori pubblici che, come diceva Isabella Dotto, poi si ritrovano a dover gestire non più un'emergenza, ormai una certezza. Quello dello SPRAR secondo noi è una linea che andava seguita già da tempo, non ha mai preso piede sul territorio perché praticamente la stragrande maggioranza dei comuni sono gestiti con una politica della Lega e hanno sempre praticamente affossato questa linea politica di gestione. E ci troviamo davanti a una triste realtà che ci rende tutti edotti di quanto ci hanno raccontato delle barzellette grosse come una montagna quando prima delle nazionali hanno fatto campagna elettorale certi partiti quasi regalando concetti tipo i porti chiusi e tutti gli immigrati li bloccheremo con azioni navali, blocco navale, eccetera. Ora, quel tipo di comunicazione in campagna elettorale è stata talmente tanto efficace che ora però non sanno più che pesci pigliare e non sanno più come gestire la cosa. L'immigrazione è salita del 400%, i dati sono assolutamente fuori controllo. È ovvio che quel tipo di immigrazione non è l'immigrazione controllata, dove il migrante entra nel paese accertando le proprie qualifiche. Quello è un altro tipo di immigrazione. Questa è immigrazione tramite i barconi e tramite la rotta balcanica di
povere persone che scappano da situazioni di pericolo. Non è che non hanno neanche il passaporto, figurati se si preoccupano del documento che accerti il fatto che sono in grado di fare un determinato lavoro. Cioè, è allucinante pensare che queste cose possano viaggiare assieme. E il governo dovrebbe avere la forza per battere i pugni a Bruxelles per modificare l'accordo di Dublino. E senza di questo la ridistribuzione sul territorio europeo non avverrà e continueranno ad essere i migranti fermi allo sbarco, cioè al primo porto che hanno, che è l'Italia, purtroppo. Vanno quindi gestiti, sicuramente si riusciranno a gestire per un certo periodo, però l'Europa deve farsene carico, ma questo va discusso, non è che possiamo immaginare che l'Europa ci regali questa condizione, insomma. Allora, andiamo in diretta a Vicenza perché c'è Carlo Alberto Inghilleri con il questore di Vicenza. Facciamo un bilancio di quest'ultimo anno proprio contro la violenza e il degrado. A te la linea, Carlo. Buongiorno a tutti i telespettatori, buongiorno al questore di Vicenza, Paolo Sartori, buongiorno, che ci ospita nel suo ufficio. Ci troviamo in questura perché oggi la Polizia di Stato ha tracciato un anno di attività qui nella provincia di Vicenza. Un anno vuol dire dal 1° di aprile del 2022 al 31 marzo del 2023. Un anno segnato da un calo delle denunce per reati contro il patrimonio, quindi parliamo di furti, di rapine, un aumento invece di denunce per reati legati a violenze, ad aggressioni. Sì, gli ultimi 12 mesi sono stati caratterizzati da questo fenomeno, appunto da un incremento per quanto riguarda le richieste di intervento in occasione di reati di natura violenta, quindi aggressioni, liti in famiglia, maltrattamenti in famiglia e violenze di genere. Ecco, c'è da dire anche che c'è un dato che ci ha colpito, cioè sono in calo le denunce che hanno a che fare con le aggressioni, però sono in aumento gli ammonimenti. Possiamo spiegare ai nostri telespettatori qual è la correlazione? Sì, la figura amministrativa dell'ammonimento è una misura di prevenzione che è stata introdotta dal legislatore proprio per dare al questore la possibilità di intervenire in maniera immediata nel caso in cui vi siano manifestazioni delittuose di questo genere, il che consiste nella convocazione da parte del questore nei confronti della persona che ha commesso questo tipo di reati e nei suoi confronti viene emesso questa misura di prevenzione che fa sì che nel caso in cui venga violata il soggetto può essere sistematicamente arrestato in flagranza e la pena nei suoi confronti subisce un aggravio. È una misura molto importante perché ci consente appunto di intervenire in maniera sistematica, immediata, per dare una risposta a chi queste violenze le ha subite. Ecco, lei ricorre diverse volte anche all'articolo 100. Ecco, ci spiega questo articolo 100 delle leggi di pubblica sicurezza? Si tratta di una misura amministrativa che consente al questore di sospendere la licenza e in taluni casi anche di revocare la licenza nei confronti di quegli esercizi pubblici che, a prescindere, e questo ci tengo a sottolinearlo, a prescindere dall'eventuale responsabilità da parte del titolare, del gestore, questo locale è divenuto un punto di riferimento per pregiudicati oppure è diventato un luogo in cui avvengono tumulti o comunque risse e reati violenti, oppure vengono somministrate sostanze alcoliche ai minorenni o non vengono rispettate le norme sulla sicurezza del lavoro. Proprio per questo motivo è una misura molto, molto importante amministrativa, una risposta immediata che si dà alla collettività proprio per evitare che determinati luoghi diventano punti di aggregazione delinquenziale. E con questo dobbiamo chiudere qui il collegamento. Grazie Carlo Inghilleri e al questore Sartori. Saluto e ringrazio Jonathan Montanariello, consigliere regionale del Partito Democratico. Buongiorno. Buongiorno direttore, buongiorno a tutti. Montanariello. Allora abbiamo aperto questa prima parte con la questione dei migranti perché ne arrivano 150 alla settimana. Questo flusso probabilmente aumenterà nei prossimi mesi, ovviamente con l'aumento degli sbarchi che sono già molto intensi.
Qui in Veneto dicono i sindaci, insomma anche in regione si dice che non c'è più posto per accogliere altre persone qualora ne arrivassero in numero notevole. Il fenomeno sicuramente va gestito, direttore. Io credo che va gestito e va gestito anche con quell'autorevolezza che all'Italia da sempre, ma in particolar modo anche ultimamente manca. È chiaro che noi non possiamo continuare a dire che il fenomeno va gestito a livello europeo, perché è vero che va gestito a livello europeo, però dopo avere con l'Europa quel tipo di rapporto che ci vede sempre dall'altra parte, lo dicevo l'altra sera in trasmissione da lei, se in campagna elettorale a volte la destra rivendica l'importanza della filiera di governo, deve accettare anche il fatto che quando andiamo in Europa questo ragionamento lei dovrebbe provare a farlo e tentare di avere con chi in Europa ha una maggioranza e governa dei toni diversi da quelli che ha, perché guardate, sul regolamento delle coppie monogenitoriali ci poniamo con la Polonia, con l'Ungheria e con quei paesi sanzionati per il riconoscimento dei diritti civili. Sul PNRR parlavamo l'altra sera con i colleghi, sempre qui da lei, ormai lei è la fucina della politica veneta, parlavamo l'altra sera anche qui da lei e l'Italia è l'unica che va in Europa a chiedere delle deroghe, cioè gli altri no, l'Italia è l'unica che è andata in Europa oggi a chiedere delle deroghe o dei cambi di regole, sapendo che il PNRR la prima cosa che dice è regole, rendicontazione uguale per tutti, non si fanno diciamo deroghe. Cioè, è chiaro che noi possiamo parlare di immigrati fino a domani, hanno ragione tutti, hanno ragione i sindaci perché gli spazi sono sempre più stringenti. La verità è una, che tu non puoi pensare di girarti dall'altra parte e lasciare questa gente in mano, cioè, oltre al fatto che te lo vieta, ma non puoi proprio, perché abbiamo visto chi ha provato a fare un po' il bulletto di quartiere da ministro, uno si trova sotto processo, gli altri si trovano indagati perché non hanno avvertito la capitaneria che esce, cioè non è che ci facciamo una bella figura in giro per il mondo quando succedono queste cose qui. Io credo che bisognerebbe avere il coraggio di andare in Europa e cominciare a dire che l'Italia deve avere anche un approccio diverso e forse potremmo dopo incolparla di ma se andiamo in Europa per prendere a calci le loro regole, bocciare i loro regolamenti e dopo non ci lamentiamo se arriva Zelensky e dopo che fanno l'incontro i potenti arriva la Meloni a chiedere se serve il caffè a fine pranzo. La interrompo, mi scusi un attimo perché abbiamo in diretta da Treviso Daniela Sizia con il direttore generale della ULSS della Marca Trevigiano Francesco Benazzi. A te la linea, Daniela. Buongiorno ai telespettatori. Oggi 11 aprile è la giornata mondiale del Parkinson qui a Treviso, una firma importante di un manifesto, ce ne parla il direttore generale dell'ULSS 2 Francesco Benazzi. Gli obiettivi di questo importante protocollo? Intanto sono 30 punti molto ben articolati. Allora, come tutti sappiamo, la malattia di Parkinson è una malattia ovviamente che colpisce gli over 50 in particolare, ce ne sono circa 3 ogni 100.000 abitanti, ma sta molto aumentando perché è molto collegata anche all'età. Solo in provincia di Treviso seguiamo oltre 1.000 pazienti, quindi un numero adeguato, ma è comunque un iceberg, nel senso che nel momento in cui si farà prevenzione ci si accorgerà di quali sono i sintomi iniziali, sicuramente avremo più persone. È una rete forte perché vede i sindaci, l'ASL e i sindaci con i centri sollievo che stanno aumentando in provincia di Treviso e dove le persone ovviamente colpite da questa malattia potranno avere e le loro famiglie un po' di sollievo. E poi prevede la formazione di caregiver, cioè delle persone che sono a fianco a questi, e poi ovviamente la ricerca, perché è fondamentale ricercare e trovare anche nuove terapie, e contemporaneamente la parte della prevenzione che è fondamentale, cercando ovviamente di fare un patto con i medici di famiglia per cercare di individuare i primi segni in modo tale da poter prevenire poi l'accesso della malattia. Ecco, direttore, lei parlava dei primi sintomi, proprio in breve quali sono i sintomi per cui una persona potrebbe accorgersi di avere questa patologia? Beh, sicuramente è la sonnolenza, poi anche problemi alla vista, ma quando iniziano
iniziano purtroppo i tremoli, siamo già in una fase avanzata dove il 50% delle possibilità dell'individuo si sono, come dire, un po' consumate, per cui è importante che nel momento in cui la persona lamenti dei segnali legati alla stanchezza eccetera eccetera, che vada al suo medico di famiglia e faccia degli accertamenti più approfonditi con gli specialisti in modo da poter quindi individuare in modo preventivo la malattia. Ecco direttore, cambiando l'argomento solo per un attimo, ieri Pasqua, come è andata? Abbiamo saputo insomma tante le chiamate al 118. Sì, come al solito quando ci sono le feste chiaramente le persone si muovono, si spostano e poi in questa stagione, quindi questo cambio di stagione, sono frequenti anche le infezioni gastrointestinali. Ogni anno col cambio di stagione succedono queste cose. L'unica raccomandazione che faccio a tutti in particolare è di stare attenti ovviamente quando si mangiano prodotti freschi, e poi l'altra parte è la guida, l'attenzione alla guida, perché abbiamo avuto in questo fine settimana un aumento di incidenti stradali. La ringrazio davvero direttore, è tutto da Treviso, linea allo studio. Grazie molte, grazie Daniela. Avevamo messo nel titolo anche le indigestioni pasquali, ci sono state veramente migliaia di chiamate per malori, mancamenti, insomma, no? Cioè, le abbuffate poi a volte comportano questi problemi. Dottoressa Dotto, tornando ai migranti, diceva il consigliere Montanariello, insomma, centrodestra ha delle posizioni anti-europee e poi pretende che l'Europa sia disponibile, no? Sintetizzo. Ecco. Infatti quando ho ascoltato il consigliere regionale ho sorriso, per modo di dire, perché in tutti questi anni che il centrodestra non era al governo, forse era qualcun altro al governo. Mi domando come mai oggi siamo in questa situazione, come mai questa situazione sta appunto esplodendo, evidentemente perché in passato c'è chi non ha avuto la capacità di gestire il fenomeno migratorio, perché adesso chiaramente sono dalla parte opposta, no? Come si suol dire, e quindi adesso tentano, come dire, di svolgere il loro ruolo, che è quello di fare opposizione. No, dottoressa, allora, guardi che Mare Nostrum l'abbiamo fatta sì, noi. Però guardi, nessuno vi vietava di farla. Come mai oggi in Italia abbiamo tanti migranti? Come mai il Veneto lamenta, i sindaci lamentano che abbiamo numerosi migranti nel nostro territorio? Le voglio dare una notizia. Perché nel passato voi che eravate al governo non siete stati capaci, le voglio dare una brutta notizia, di gestire. La notizia gliela do io perché non è lucido. Ma guardate che governate, forse vi siete scordati che la campagna elettorale lei si è dimenticato. Governate? Lei si è dimenticato. No, volevo dire perché non so di che partito sia lei. Voi 5 mesi fa. Dottoressa, guardi che le do una brutta notizia. Le do io una brutta notizia perché deve risvegliarsi dal mondo dei sogni. La Meloni, dottoressa, lei era quella là che ha detto col video ho un socio quando faccio la benzina, quella là, dottoressa, dovete trovare soluzioni. La pacchia è finita, aiutate gli italiani, basta pacchia, dottoressa, basta pacchia. Ma non sto urlando, è la verità, dottoressa. Ma sì, ma anche la Meloni se ne frega degli italiani. Il suo partito se ne frega degli italiani, dottoressa. Dimostrate di avere. Cioè, dottoressa, le do una notizia brutta. Voi oggi governate. Il giro dei cittadini, dottoressa, governate. Dottoressa, governate. Fino a settembre 2022. Dottoressa, siamo ad aprile. Dottoressa, siamo ad aprile. Governate. Di chi ha governato dottoressa, fino siamo ad a aprile. settembre 2022. Ho capito. E lei cosa fa oggi, dottoressa? Dottoressa, guardi che l'unica incapace oggi è la Meloni, che la gente rimpiange Draghi. La gente rimpiange Draghi, dottoressa. Uno alla volta, rendetevi conto, avete eliminato. Avete eliminato, dottoressa. Agli italiani bisogna dire la verità. Siete andati al governo 5 mesi. Avete detto che erano pochi i soldi per lo sconto della benzina e avete aumentato la benzina. Una alla volta. La Meloni la Meloni aumenta la benzina o no? Sì. La Meloni aumenta la benzina. La Meloni dice che aumenta le pensioni e non aumenta le pensioni. La Meloni elimina il bonus trasporti. Vada a dire adesso che si vota. Si sono svegliati dopo 5 mesi. Va che sifonata ha preso la Meloni adesso in Friuli che già si stanno svegliando. Dottoressa, avete eliminato le 18 app, l'unica cosa buona che ha fatto Renzi.
ragazzi, dottoressa, state facendo il gioco delle poltrone e fate trapelare le notizie di chi ha 416 bis. Siete un'armata branca leone. Fra 6 mesi siete al 10%, dottoressa. Tant'è che Zaia, dottor Bacialli, quando loro pretendono qualcosa, gli dice da qua al 2025. Sa quante ne vedremo? Perché nel 2025 con sto trend della Meloni non esiste nemmeno più. Sperando che non buttino in galera qualche ministro per questi naufragi. Dottoressa, siete delle meteore, fatevene una ragione. La Meloni ha deluso tutti dopo 6 mesi. C'è l'unico partito che al governo non è arrivato neanche alle europee in viaggio di nozze e già ha preso la prima trambata in Friuli. Sta dicendo? Ma è la verità, viene, dottoressa, che risultato avete fatto in Friuli? Ma lei da dove viene? Ci può dare una percentuale, Ma lei da dove dottoressa? viene? Ma Ci voi può dare una fino a percentuale? settembre 2022 Dottoressa, che può cosa parlare di dov'era? Ma numeri? lei dov'era fino a Ma lei settembre dove- ma chi governa 2022? oggi? Ma lei? Ma chi governa? Ma da 5 mesi? Ma chi lei fuori di governa? testa. Ma a 5 mesi avete fatto più malani di non so chi. Noi abbiamo ereditato Dottoressa, questa situazione se ne grazie faccia a un una PD ragione. incapace. Sì, Lei è uno degli incapace. esponenti Dottoressa, del PD quando prenderà i voti che prendo io, forse potrà parlare. Quando prenderà i voti che prendo io e andrà dove sono andato io con i cittadini che scrivono il nome, potrà parlare. Per il momento, dottoressa, dimostrate quello che sapete fare. Incapaci politici. È arrogante, dice cose non giuste. Ma dottoressa, mi scusi, ma è vero o no? Rende difficile il lavoro al nostro direttore. Ma non che è rende tanto difficile. educato. Direttore, scusi, lo dica a lei che se lo dico Sei io arrabbiato, sono direttore. pretestuoso. Una domanda e chiudo. Ma è vero o no che siamo così Che pesanti arrogante. istituzionalmente in Europa che si sono fatti accompagnare dal premier inglese, che non è neanche più europeo, si sono fatti accompagnare dal premier inglese. Hanno incontrato quello tedesco e quello francese e a fine giornata hanno detto alla Meloni vieni a sparecchiare la tavola. Dottoressa, siete, dottoressa, ormai politicamente non vi crede più nessuno. Allora le do una notizia, si svegli del suo letargo. No, dottoressa, guardi che lei che governa, forse si è scordata. Governo da settembre Ma che Salvini e Berlusconi erano al governo anche prima? Ma cosa dice? Ma in quale mondo vive? Salvini e Berlusconi erano con Draghi. Fuori di Non testa, dica si bugie. Camomilli. Scusi, fuori di Ma lei testa vuole sicuramente non la sarò io. Le invito ad avere un atteggiamento istituzionale, perlomeno anche educato, perché se non ha imparato la politica forse l'educazione può fare ancora in tempo. Dottore, Berlusconi e Salvini erano al governo con Draghi o no? No, chiedo al direttore. Sono di Fratelli Salvini, d'Italia. la destra era al governo, direttore. No, mi dica lei. Salvini era ministro con Draghi, era ministro con Conte, era vice premier con Conte. È 5 anni che si sbellicano a governare la destra sotto mentite spoglie. E allora, dottoressa, faccia politicamente la figura istituzionale. Adesso pare che Salvini, che ha governato col giallo-verde, che ha governato col rosso-giallo-verde, che ha governato con Draghi, adesso Salvini e Berlusconi, la destra non ha governato. Sentiamo, che non ha governato, era vice premier Salvini. Sentiamo, scusate, tra due fuochi, Mestriner, mi Studi, spiace. dottoressa. Studi, lei è ignorante. No, dottoressa, guardi, meglio ignorante che dire cose ne sa. Allora, sentiamo, scusate, Maurizio Mestriner, per cortesia. Siamo in par condicio, dobbiamo dare spazio, dobbiamo dare lo stesso spazio a tutti. Mestriner, prego. Era la destra Salvini o no? Sì, beh, insomma, i fatti sono... Prego, Mestriner. I fatti sono accertati da tutti. Il governo Draghi era tenuto in piedi da Forza Italia e la Lega. Prima la Lega ha governato assieme al Movimento 5 Stelle, c'è stata solo la parentesi del Movimento 5 Stelle col PD in tramezzo e i governi prima erano comunque tenuti in piedi da tutte le forze. Semplicemente in questo governo c'è il partito di Giorgia Meloni in più, ma è in gran parte, per 3/4, è fatto da forze politiche che erano dentro i precedenti governi con gli stessi addirittura ministri che quindi hanno ereditato la funzione pubblica in maniera da poterla portare avanti. Quindi mi ricollego a quanto detto prima con altri toni, ma chiaramente si sono presi in giro gli italiani a settembre per prendere i voti alle nazionali e adesso la stanno pagando
carissima perché il conto è salato, cioè la realtà. La realtà è che non si possono gestire le cose come hanno fatto propaganda per mesi, però passano i mesi e bisogna governare questo paese, non si può continuare ad accampare sempre le motivazioni che andavano bene in campagna elettorale. Allora, grazie, andiamo in pubblicità 2 minuti e mezzo, poi torniamo in studio e saremo verso la chiusura. State con noi, grazie molte. Eccoci di nuovo in diretta con Focus TG, ne parleremo stasera di una scuola superiore di Padova che ha deciso di dare un bonus di 100 euro agli studenti che otterranno la media del 9. Ovviamente polemica perché questa è un'iniziativa che segue la scuola del merito del ministro Valditara. Dottoressa Dotto, cosa ne pensa? Guarda, in una battuta, osannare o premiare chi eccelle è assolutamente sbagliato, perché la Costituzione non ci dice questo. Bisogna invece sollecitare gli studenti a studiare il più possibile, a formarsi per affrontare il mondo del lavoro. Questo è il messaggio giusto da dare. Tutto il resto è solo, per quanto mi riguarda, un modo per catturare in qualche modo l'attenzione. Questo è molto triste. Mestiner, su questo? Io mi sento di dire che la scuola non andrebbe mercificata e quindi attribuito un valore in questo tipo, ma se c'è un incentivo tipo borsa di studio che però va tramutata in pagamento per rette da fare per gli alunni nelle associazioni sportive o all'interno di associazioni culturali, eventi culturali, allora non si parla più di soldi ma di un valore premiante e su questo si potrebbe discutere. Ecco, Montanariello, oltre a questo c'è anche un istituto di Mestre che invece prevede di non dare voti per non creare ansia negli studenti già assegnati dal Covid, no? Quindi 2 decisioni che stanno effettivamente così scatenando una discussione di cui parleremo anche stasera con l'assessore regionale all'istruzione Elena Donazzana Focus. Ma io sono d'accordo con quello che diceva prima chi mi ha preceduto, la dottoressa, nel senso che troviamo degli strumenti per incentivare gli studenti che studiano. Se dopo in questo trovare gli strumenti si riesce a mettere in piedi un sistema premiante che, se qualora dovesse diventare economico, tenga in considerazione anche quelli che possono essere i redditi degli alunni, forse può starci, no? Lo diceva prima l'amico dei 5 Stelle, una sorta di borsa di studio, però tra l'altro diceva l'iniziativa del ministro, cioè, io anche questa contraddizione, con tutto rispetto per il ministro, lui è ministro, io sono un povero rappresentante di questa regione, ma eliminano i soldi per chi fa 18 anni per andare in giro per musei, biblioteche e viaggi e dopo invece gli dai 100 euro, cioè, è un po' contraddittoria. Piuttosto troviamo un modo per far studiare tutti, piuttosto decidiamo che nel sistema premiante ci può essere qualcosa che allevi le tasche anche delle famiglie di studenti, ma anche proporzionato al reddito lì. Però io credo che ha ragione la dottoressa, bisogna trovare il modo che studiano tutti. Potremmo andare d'accordo io e Montanariello. Allora, grazie a tutti, grazie molte, Isabella Dotto per Fratelli d'Italia. Grazie a lei. Grazie a Maurizio Mestiner, candidato sindaco a Treviso con il Movimento 5 Stelle, grazie a Mestiner. Grazie direttore. E grazie Buongiorno a Jonathan Montanariello in Consiglio regionale con il Partito Democratico. Grazie direttore. Grazie a tutti, al regista Francesco Ceronna con Francesca Pezzo. Ci vediamo stasera alle 21:15 a Focus. Buona giornata, arrivederci.